Eder, Mech, Pallister. Nel cuore di Napoli, nel quartiere di Ponticelli, si è verificato un episodio che ha scosso profondamente la comunità locale e catturato l'attenzione delle forze dell'ordine. Un omicidio che ha come protagonista Arturo Panico, un uomo di 71 anni il cui corpo è stato ritrovato senza vita in una falegnameria. La scena del crimine, situata in via dei Mosaici 40, è diventata il centro delle indagini da parte dei carabinieri, che cercano di svelare i dettagli di questo misterioso caso. Il tragico ritrovamento è avvenuto il 18 novembre. Durante la prima ispezione cadaverica, sono state rilevate delle ferite alla nuca, suggerendo che la morte di Panico non sia stata né naturale né accidentale. Tuttavia, per determinare con certezza le cause del decesso, sono necessari ulteriori accertamenti medici e forensi. Nonostante le investigazioni siano ancora in corso, un elemento chiave che complica il caso è l'assenza dell'arma del delitto, che non è stata trovata sul luogo del ritrovamento. Questo solleva numerosi interrogativi. Arturo Panico aveva un appuntamento con qualcuno quella fatidica giornata? È stato attirato in un tranello? Queste sono solo alcune delle domande a cui gli inquirenti stanno cercando di rispondere. La figura di Arturo Panico non è nuova alle forze dell'ordine. Sebbene non fosse associato alla criminalità organizzata, Panico aveva piccoli precedenti penali e un passato segnato da difficoltà personali. Pare che avesse problemi legati alla droga e, secondo alcune ipotesi, anche finanziari. Non si esclude che potesse avere dei debiti, fattori che potrebbero aver contribuito alla sua tragica fine. Le indagini sono in corso e i carabinieri, insieme al medico legale e agli esperti forensi, stanno lavorando incessantemente per ricostruire gli ultimi momenti di vita di Arturo Panico e per identificare il colpevole di questo omicidio che ha lasciato una scia di domande ancora senza risposta. La comunità attende con ansia di sapere la verità su quanto accaduto e di vedere giustizia per Arturo Panico. Un immobile intestato a una bambina di 13 anni è al centro di un'indagine a seguito di una tragica esplosione avvenuta in una fabbrica di Ercolano. L'incidente ha causato la morte di due gemelle, Sara e Aurora Esposito, e di Samuel Tafgiu, un cittadino di origine albanese. Sebbene la bambina non abbia alcuna responsabilità nella tragedia, la proprietà dell'immobile è un punto focale delle indagini. Al momento, c'è un indagato per omicidio plurimo e disastro, si tratta del proprietario di fatto dell'immobile. Le verifiche si estendono anche alla sua compagna. La procura sta inoltre esplorando la possibilità che l'esplosione possa essere stata causata da armi o esplosivi, e sta considerando la morte come conseguenza di un altro reato. L'inchiesta è condotta dai pool guidati dagli aggiunti Pierpaolo Filippelli e Simona Di Monte. Si ritiene che l'esplosione sia stata provocata dalla qualità della polvere da sparo maneggiata da Samuel Tafgiu, che è stato proiettato in aria a causa dello scoppio. A seguito dell'incidente, 10 persone sono state evacuate e una scuola è stata chiusa come misura precauzionale. La PM Stella Castaldo sta conducendo l'inchiesta, con l'aiuto dei carabinieri, per verificare eventuali violazioni delle norme sul lavoro, poiché i 3 deceduti risultavano lavorare in nero. Le indagini continuano per chiarire ogni aspetto di questa tragica vicenda. C'è stata una svolta significativa nell'indagine riguardante la tragedia del fiume Natisone, dove 3 giovani hanno perso la vita a causa della piena lo scorso maggio. Inizialmente, il fascicolo dell'indagine era a carico di ignoti, ma ora è stato identificato almeno un indagato. L'avvocato Gaetano Laghi, che rappresenta la famiglia di Christian Molnar, una delle vittime, ha confermato questo sviluppo. Il fascicolo è passato dal modello 44 al modello 21, ovvero da indagati ignoti a indagati noti.
ha spiegato Laghi, notando il cambiamento mentre caricava degli atti nel portale Giustizia. Questa evoluzione era attesa nell'inchiesta. Ora si attende di scoprire quante e quali persone saranno chiamate a rispondere per la morte dei 3 amici. Laghi ha espresso fiducia che le indagini si concluderanno presto, considerando il tempo già speso per gli accertamenti. La tragedia del Natisone è avvenuta il 31 maggio. Nel pomeriggio, alcuni passanti hanno notato 3 ragazzi in difficoltà nel fiume, ingrossato dalle piogge recenti. Christian Molnar, insieme a Patrizia Cormos e Bianca Doros, si era avventurato sulla riva per scattare foto, ma la piena li ha bloccati su un isolotto e successivamente li ha travolti. I loro corpi sono stati ritrovati solo dopo alcuni giorni. All'inizio di giugno, il procuratore Massimo Lia ha annunciato l'apertura di un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo. L'indagine si è concentrata sui tempi e le modalità dei soccorsi, l'accesso alla riva e le verifiche dei protocolli e delle competenze, per determinare eventuali errori decisivi. Gentili ascoltatori, buona giornata dal Sensitivo Occhi. Il sensitivo non può essere certamente un testimone oculare, anche perché quel giorno non ero presente in via Poma a Roma, quel giorno del 7 agosto del 1990 appunto. Però posso dare, ritengo da poter dare, delle indicazioni agli inquirenti per cercare di dare una mano a risolvere questo giallo che dura ormai da 34 anni. Come la presenza all'interno dell'ufficio di una figura femminile, una donna, che sarebbe poi la stessa che non solo ha pulito, ha tolto il sangue dopo appunto i fatti, ma ha anche, a mio parere, telefonato alle ore 17:30 a Luigina Berrettini, fingendo da essere Simonetta e chiedendo le password per continuare a lavorare sul computer. Ecco gli elementi che sono venuti fuori in questa mia indagine di natura esoterica, in quanto l'assassino, il killer di via Poma, non è venuto da fuori, non c'è stata nessuna suonata al campanello e Simonetta ha aperto a questa persona. A mio parere non esiste. Io credo che l'assassino, quando la vittima è arrivata all'ufficio di via Poma, era già all'interno di questo ufficio. C'è anche un altro elemento, che c'è una donna che lavorava appunto all'interno di questi uffici. In questi uffici c'è un registro dove si firma all'entrata e all'uscita, e il giorno del 7 agosto una collega di Simonetta Cesaroni appunto ha firmato all'entrata, ma stranamente si è dimenticata di firmare appunto all'uscita, e questo lo ha indicato proprio Luigina Berrettini. Ecco signori, io adesso non credo che la magistratura, la procura, il giudice di Roma voglia veramente disporre l'archiviazione del caso, perché sarebbe a mio parere sarebbe una sconfitta per le istituzioni, per tutta la giustizia. A mio avviso invece sarebbe di riprendere in mano le indagini e capire come sono andati i fatti,
perché a mio parere dopo 34 anni ancora non si è avuto contezza di cosa accadde quel pomeriggio del 7 agosto del 1990 in via Carlo Poma numero 2 a Roma. Ecco, io ho voluto dare questa precisa indicazione, che poi le mie sono indicazioni, ripeto, non sono un testimone oculare, però un'indicazione sulla presenza di una donna all'interno dell'ufficio, che sarebbe la stessa che, oltre ad aver ripulito l'ufficio, ha anche telefonato a Luigina Berrettini, di conseguenza ne conosceva il numero, ha chiamato a Luigina Berrettini chiedendogli la password, fingendo appunto di essere Simonetta. Ma Simonetta alle ore 17:30, vi ripeto, era morta da circa 2 ore. Questa sera parliamo del poliziotto 32enne che ha perso la vita 2 mattine fa a Roma, sulla zona di Torrevecchia. Questo, signori, purtroppo appartiene al destino, io le chiamo, queste sono disgrazie senza avviso di chiamata. Purtroppo il destino di questo giovane agente, assistente, capo della Polizia di Stato era quello, e quando è questo il destino non si può far nulla per cambiarlo. Certo, è un destino un po' infame, in quanto se il Giorgiano alle 5 della mattina, invece di andare in giro con degli arnesi da scasso, se ne sarebbe stato a casa a dormire, non ci sarebbe stato nessun fermo, nessun accompagnamento presso il commissariato Primavalle, molto probabilmente non ci sarebbe stato nessun incidente e il poliziotto era ancora vivo, sia lui e sia i componenti della pattuglia, che sono ancora ricoverati in terapia intensiva negli ospedali. Ora, signori, oltre il danno, anche la beffa, perché succede questo. Il Giorgiano, fermato con degli attrezzi da scasso, giustamente dovrà essere risarcito di tutti i danni che ha portato nel sinistro stradale. Questo è poco ma è sicuro. E il poliziotto, che è dovuto intervenire a mo' di questo, perché questo stava facendo un reato, va al cimitero. Ecco, queste sono le ingiustizie della vita, queste sono le amarezze, perché queste sono proprio queste sono le amarezze della vita, le ingiustizie della vita. Ti pare che una persona che sta facendo il proprio dovere, per colpa, perché c'è la colpa di questo Giorgiano, deve andare al cimitero, e questo Giorgiano invece dovrà sicuramente prendere un risarcimento dei danni che purtroppo il destino, queste disgrazie senza avviso di chiamata che capitano oramai molto frequentemente, oramai è successo. Non c'è nulla da fare, non si può purtroppo tornare indietro, sono fatti che accadono nel momento in cui uno meno se l'aspetta, però non si può fare nulla per evitare questi tragici fatti. Di nuovo, amici, un buon proseguimento di serata a voi tutti, e un consiglio dal sensitivo: accendete questa sera tutti quanti, accendiamo questa sera tutti quanti una candela
in onore e in memoria di questo giovane agente della Polizia di Stato che ha perso la vita nell'esercizio delle sue funzioni. Di nuovo amici, un buon proseguimento di serata a voi tutti dal Sensitivo Locchi di Civitavecchia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.